Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Sono in corso di definizione i risultati per quanto riguarda il territorio metropolitano di Venezia, così come nel resto d'Italia in netto calo l'affluenza, è infatti andato a votare il 48,9% degli aventi diritto, mentre nella precedente tornata del 2019 erano il 60%. Il dato della regione si assesta sul 52,9%. Sempre per quanto riguarda il veneziano, Ennoale, dove si votava anche per le amministrative, il comune dove si è recato alle urne il maggior numero di elettori, vale a dire il 65,86%. Il comune con l'affluenza più bassa è invece Pramaggiore con il 40,2%. Per quanto riguarda gli schieramenti politici, è Fratelli d'Italia il primo partito nel territorio veneziano, con il 34,6% dei voti. Segue il Partito Democratico con il 23,2%. A differenza di quanto registrato a livello nazionale, la Lega con l'11% delle preferenze rimane sopra Forza Italia, che ha ottenuto il 7,8% dei voti. Alleanza Verdi-Sinistra ha ottenuto il 6,8% delle preferenze davanti al Movimento 5 Stelle che ne ha avute il 6%. Per quanto riguarda invece gli altri partiti si fermano sotto la soglia di sbarramento del 4% in linea con il dato nazionale. Nello specifico Azione al 3,8%, Stati Uniti d'Europa al 3,3%, Pace e Terra e Dignità con il 2,2% e tutti gli altri sotto l'1%. E nel pomeriggio di ieri a Astra, dove oltre alle elezioni europee sono in corso anche quelle comunali, è scoppiato il caso di un elettore, il quale è stato scoperto mentre scattava una foto della scheda. Il fatto è successo al seggio 3. Gli scrutatori hanno sentito il rumore dello scatto, il click per intenderci, dopodiché hanno chiamato i carabinieri. La scheda è stata sequestrata e l'elettore è stato portato via. E a partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 10 giugno, è invece previsto lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che, lo ricordiamo, hanno coinvolto 16 comuni veneziani, vale a dire Spinea, Noale, Scorzè e Portogruaro, per i quali, essendo i più popolosi, è previsto un eventuale turno di ballottaggio. Tutto al primo turno invece per gli altri comuni, quelli meno popolosi, cioè Annone, Camponogara, Ceggia, Cinto, Cona, Concordia, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Stra e Teglio. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.